benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Sequestro di persona a Vittoria, nel Ragusano. Un giovane di 17 anni, figlio di un noto commerciante ortofrutticolo, prelevato da due sconosciuti con il volto coperto e portato via in auto. Il sindaco chiede misure straordinarie dello Stato. Anche la politica e il vescovo esprimono preoccupazione. Basta con i trafficanti di grano. In piazza a Palermo 8.000 agricoltori siciliani della Coldiretti sono in grave perdita a causa del grano estero importato a prezzi bassi. Molti agricoltori della nostra regione non coltivano nemmeno più, lamentano i manifestanti. Ad Agrigento sit-in di solidarietà con la flottiglia internazionale diretta a Gaza con aiuti umanitari, malgrado il premier Netanyahu confermi che non entrerà mai in zona di guerra. Catania ha sgominato il vertice del mercato illegale italiano di accesso alle pay TV con oltre 900.000 utenti. Distribuiva illecitamente abbonamenti alle più conosciute TV a pagamento, incassando oltre 10 milioni al mese, in 8 ai domiciliari. Catania, capitale della cultura 2028. L'amministrazione lancia la sua candidatura. Il sindaco trentino è l'inizio del riscatto. Sì del governatore Schifani, progetto vincente. La regione farà la sua parte. Sempre a Catania, al via il risanamento del torrente Forcile. A Santa Maria Goretti la bonifica sollecitata dai residenti del villaggio che da decenni convivono con l'emergenza allagamenti. Addio a Christian, lo Julio Iglesias siciliano, aveva 82 anni, era ricoverato a Milano per un'emorragia cerebrale. Cara e Daniela, le sue canzoni più famose. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che al Manuzzi contro il Cesena proverà a vincere per mantenere la vetta della classifica. In Serie C il Catania pronto alla seconda trasferta consecutiva. Domenica rossazzurri in campo a Cerignola. Il sequestro del giovane 17enne nel Ragusano, in diretta da Vittoria, Eva Spampinato. A te, Eva. Sì, Michele, buongiorno. In questo momento io mi trovo a Vittoria. In questo momento Vittoria è un paese sotto shock per il rapimento assurdo che è avvenuto ieri sera intorno alle 21:30 in una zona residenziale di Vittoria, nel quartiere, nel rione Forcone. Un ragazzo di 17 anni, Gaetano Nicosia, è stato sequestrato da due uomini incappucciati e armati. Lo hanno chiamato per cognome e poi lo hanno invitato a salire a bordo della loro auto. Erano due auto, due Panda, una Panda bianca e una Panda nera. Hanno preso il ragazzo, hanno buttato via il suo cellulare che è rimasto a terra sotto gli occhi attoniti dei suoi compagni. Gaetano, come ci hanno raccontato anche le forze dell'ordine che ovviamente stanno indagando sulla vicenda, era un ragazzo che frequentava spesso quel rione, con gli amici si ritrovavano lì, non era una zona della movida ma si ritrovavano lì con le macchinette, con i motorini per ascoltare musica e stare assieme, quindi i rapitori sapevano perfettamente le abitudini di questo ragazzo. Gaetano è il figlio di un noto imprenditore del settore dell'ortofrutticolo, una grande impresa qui di Vittoria, e in questo momento la famiglia è sotto shock. Quello che sappiamo è quello che è avvenuto, perché in questo momento sono in corso le indagini. Erano le 21:30 di ieri sera quando il ragazzo è stato rapito, le auto sono andate via dalle telecamere della zona che ovviamente gli inquirenti hanno sequestrato e già visionato. Si vede la scena ma si vede in lontananza, non si leggono ancora le targhe delle auto. I suoi compagni, i suoi amici sono stati ascoltati tutta la notte in questura, come i genitori di Gaetano, due imprenditori molto noti in tutta la Sicilia. Non sono escluse al momento, nessuna pista è esclusa al momento, seppur ancora
confermano gli investigatori, non sia arrivato nessuna richiesta, non sia arrivata nessuna richiesta di riscatto, nessuna richiesta di denaro, per cui non escludono nemmeno una pista che possa essere nell'ambito giovanile. Magari Gaetano aveva fatto un torto a qualcuno e qui a Vittoria la situazione sicuramente è molto pesante, come dice anche una nota degli ortofrutticoli, dei concessionari di ortofrutta, che sono preoccupati per il clima di insicurezza. È un brutto momento per tutti noi a Vittoria. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente la madre, ovviamente in questo momento in stato di shock, in lacrime. Sentiamo questo piccolo breve contributo da parte della madre. Ho voglia proprio di parlare. Credo che sia magari importante anche lanciare un messaggio, perché No, meglio che per ora non lascio nessuna dichiarazione in questo momento. ma voi cosa pensate? Niente. Non pensiamo a nulla, non vogliamo dire nulla. Ma suo figlio aveva problemi con qualcuno? Le aveva esternato problemi? No, quindi no. Non voglio parlare di niente, non ho nessun problema. E quindi avete potuto ascoltare la voce rotta dal pianto della madre di Gaetano. Tra l'altro Gaetano proprio in questo periodo aveva iniziato a lavorare anche con lei. Il giovane frequentava un istituto privato qui a Vittoria. Non si sa ancora bene se in realtà lui stesse frequentando la scuola anche per quest'ultimo anno oppure no. Sta di fatto che aveva iniziato a lavorare anche con la madre. Un ragazzo tranquillo, sereno, per bene, ci hanno detto questa mattina dall'azienda di famiglia, dall'azienda del padre dove noi siamo andati. Ovviamente le bocche restano cucite. Nel frattempo il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, questa mattina ha chiamato una seduta straordinaria del Consiglio Comunale anche con le forze dell'ordine e ha detto servono misure straordinarie. Vittoria in questo momento è sotto shock. Sentiamo il contributo del sindaco e poi Michele ti restituisco la linea se non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ci affidiamo al lavoro investigativo che sta procedendo, c'è la nostra fiducia estrema nel lavoro delle forze dell'ordine. Si pone comunque, siamo in grado di dire che si pone comunque il problema di una svolta strategica nel modo in cui i temi della sicurezza vengono affrontati, debbono essere affrontati in questo territorio. Occorre un'attività investigativa e una modalità di affrontare queste questioni di altro grado rispetto a quello ordinario. Non si parla soltanto di uomini e di mezzi, che sono importantissime, si parla anche di un'attività diversa perché le strutture in campo sono potenti e rischiamo di entrare in zone che non riusciamo neanche poi a controllare o a capire. Il sindaco parla di strutture potenti, di zone che non riusciamo neanche a controllare e capire. Si percepisce dunque la preoccupazione del primo cittadino di Vittoria, ma anche la politica regionale reagisce al rapimento del giovane esprimendo preoccupazione. Il sequestro avvenuto a Vittoria non è soltanto un atto criminale gravissimo, ma rappresenta un segnale inquietante. La criminalità ha deciso di alzare la posta in Sicilia, mostrando una sfida aperta e arrogante allo Stato e alla comunità. È quanto dicono la deputata regionale Stefania Campo e la consigliera comunale delle 5 Stelle di Vittoria Valentina Argentino. E c'è anche una nota degli esponenti regionali del PD, secondo cui occorre un intervento straordinario e immediato del Ministro dell'Interno per rafforzare in modo stabile la presenza di forze di polizia a Vittoria, dotandole di uomini e mezzi adeguati. E c'è pure il vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe Laplaca, che si rivolge ai rapitori direttamente. Lasciate libero il ragazzo, dice. Quanto accaduto è gravissimo, ci turba e ci lascia sconvolti. Adesso voltiamo pagina, andiamo a Palermo, basta con i trafficanti di grano. In piazza 8.000 agricoltori della Coldiretti che a causa del grano estero
che viene importato, spacciato per italiano a prezzi più bassi, ormai sono in grave perdita. Molti agricoltori non coltivano nemmeno più, dicono i manifestanti. Marco Gullà. Una marea gialla che invade le strade di Palermo sono gli agricoltori siciliani della Coldiretti, in circa 8.000, scesi in piazza nel capoluogo per dire basta ai trafficanti di grano che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, costringendo le imprese agricole a lavorare in perdita e spingendo sempre più sulle importazioni estere. Diciamo basta ai trafficanti di grano. Trafficanti che prendono il grano a glifosato e lo portano in Italia e fanno finta che sia grano italiano e trasformano una pasta che diventa pasta italiana. Questo per noi è inaccettabile. Aspettiamo che Ismea possa valutare fino in fondo quali sono i costi di produzione e la repressione frodi, l'autority, possa applicare il decreto sulle pratiche sleali. Oggi un chilo di grano a noi viene pagato soli 23 centesimi, un chilo di farina costa €1. Siamo qui per protestare contro la speculazione che c'è nei confronti di questo prodotto, acquistando prodotto estero essiccato con glifosato e quindi non salutare. Molti agricoltori si sono arresi, altri invece vogliono proseguire la battaglia ed ecco perché oggi sfilano in protesta. Il grano mascherato per prodotto italiano sta uccidendo il settore, gridano i manifestanti. Il grano di N non si svende perché è oro! Quello siciliano ce lo pagano una minima parte, che non si prende neanche i soldi della naffita. Noi il lavoro e i sacrifici dei coltivatori diretti. Io faccio l'agricoltore di tutto, coltivo grano, coltivo uva, coltivo olive. Con il grano siamo un fallimento. Coldiretti sottolinea che occorre una pianificazione per arrivare a un giusto reddito per gli agricoltori. Questo purtroppo non avviene nella filiera del grano e nel settore cerealicolo. Da Palermo ad Agrigento, dove la CGIL torna in piazza per difendere la flottiglia umanitaria che vuole arrivare a Gaza e che è stata colpita, come saprete, da attacchi con droni che sono stati attribuiti a Israele. Il sindacato chiede al governo italiano una presa di posizione chiara a favore della pace e dei diritti umani. Davide Sardo da Agrigento. La CGIL di Agrigento torna in piazza. Davanti alla prefettura il sindacato ha manifestato per difendere la Global Sumud Flottiglia, colpita da attacchi con droni attribuiti al governo israeliano. Noi siamo pronti allo sciopero generale. Se il governo Meloni non la smette di consentire, assieme alla complicità del governo degli Stati Uniti, a Israele di comportarsi come i terroristi, la CGIL proclamerà lo sciopero generale nel nostro paese. Cittadini, associazioni e realtà locali hanno denunciato la violenza in Medio Oriente e le continue violazioni dei diritti umani. Gli agrigentini vogliono tenere alta l'attenzione su qualcosa di inaccettabile, insopportabile, questo genocidio in corso e attenzione alta sulla flottiglia. La CGIL chiede al governo italiano una posizione chiara a favore della pace e della solidarietà internazionale. Catania, accesso illegale alle pay TV, sgominata una banda che diffondeva abbonamenti per un giro d'affari milionario, 8 arresti ai domiciliari. Le indagini della Procura Etnea e della Polizia Postale hanno fatto luce sul 70% dello streaming illegale nazionale. Adelaide Barbagallo. Film, documentari, fiction a costi contenuti distribuivano illecitamente abbonamenti a piattaforme televisive a pagamento quali Sky, Mediaset, Amazon Prime, Netflix a un numero elevatissimo di utenti, 900.000 quelli accertati per un giro d'affari milionario, 10 milioni al mese i profitti accertati, ma i danni per queste TV potrebbero superare i 30 milioni. 8 le persone arrestate e poste ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania coadiuvata dalla Polizia Postale. L'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi di pay TV e accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Gli arrestati sono residenti a Catania, Siracusa, Roma, Brescia e all'estero.
L'associazione era organizzata in modo gerarchico, con ruoli ben distinti e definiti. I membri di questa associazione sono considerati, secondo le nostre investigazioni, i vertici del mercato illegale dello streaming in Italia, con danni economici per le note piattaforme televisive legali per svariati milioni di euro. L'operazione ha fatto luce sul 70% dello streaming illegale nazionale. Catania, capitale della cultura 2028. La città scopre le carte e lancia la sua candidatura. Ha presentato anche il logo. Il sindaco trentino dice è l'inizio del riscatto e gli fa eco il governatore Schifani. È un progetto vincente. La regione siciliana farà la sua parte. Tonino De Mana. Una candidatura forte, autorevole, proiettata al futuro ma senza perdere le radici del passato. Una candidatura di resilienza. Catania scopre le carte nel suo corposo dossier per Capitale della Cultura 2028. Lancia un segnale forte alla concorrenza. Nel logo l'Etna e le sue trasformazioni. 40 milioni di euro per 20 interventi mirati nel centro storico sono il trampolino di lancio verso l'ambizioso traguardo. Io banalmente credo che molto più delle mie parole valga il mio sguardo estasiato, entusiasta. Spero anche contagi un poco questo desiderio che abbiamo di aggiudicarci questa designazione per il valore importante che sa, perché non significa Capitale della Cultura primeggiare per un anno, significa lanciare un percorso che in qualche modo sia anche l'inizio di una reazione, di un riscatto, di un rinascimento della città. In questa affascinante sfida lanciata alla Biblioteca Riunita Civica e Orsino Recupero ci sarà il supporto della Regione Siciliana. Un sostegno affettivo, un sostegno convinto, personale anche nei confronti del sindaco ma di tutti i catanesi. Catania merita di vedersi aggiudicata questa possibilità di Capitale della Cultura a tutti i numeri. È un progetto vincente. Ci credo fortemente, a questo si aggiunge l'impegno del governo a non lasciare sola Catania in questo sostegno, quindi il governo farà la propria parte. Poco prima dell'incontro con la stampa, l'omaggio di Trantino al governatore Schifani che si è intrattenuto ad osservare ed apprezzare la Bibbia di Pietro Cavallini, considerato uno dei più importanti capolavori della miniatura del primo Trecento. Ancora a Catania, dopo gli interventi a macchia di leopardo sui torrenti cittadini, questa mattina sono stati avviati gli interventi per la pulizia del torrente Forcile a Santa Maria Goretti. La bonifica era stata sollecitata dai residenti del villaggio che da decenni convivono con l'emergenza allagamenti per la particolare conformazione del territorio. E proprio mercoledì scorso in un nostro servizio avevamo sollecitato l'intervento per la messa in sicurezza del territorio che, come avete visto, è partito stamattina. È morto a Catania a 89 anni Pasquale Pistorio, ingegnere visionario che ha trasformato la SGS Thompson in ST Microelectronics, facendola diventare una delle aziende leader del settore della microelettronica nel mondo. Luca Ciliberti. Nel 2003 conquistò le pagine del New York Times che lo definì un capo dinamico, capitano d'impresa e papà dell'Etna Valley. È morto Pasquale Pistorio, 89 anni, l'ingegnere visionario che nel 1987 ha trasformato la SGS Thompson in ST Microelectronics, facendola diventare una delle aziende leader del settore della microelettronica nel mondo. Siciliano di Agira, laureata al Politecnico di Torino, nel 63 inizia la sua carriera professionale in Motorola, ma è con l'italo-francese STM che diventa fra i primi 5 produttori globali di microchip. Tra le sue prime mosse industriali spicca il rilancio dello stabilimento catanese del gruppo trasformato da impianto che allora perdeva oltre il 112% del fatturato nel secondo centro di produzione al mondo di ST Microelectronics che allora sfornava silicio utilizzato nei processori dei computer. Centro capace di diventare soprattutto volano per il risveglio tecnologico della città e della provincia, l'Etna Valley appunto. Nel 2005 Pistorio lascia gli incarichi operativi in STM per andare in pensione, come diceva lui scherzando, diventando presidente onorario della società. In realtà Pistorio non andò mai in pensione perché restò sempre un faro per ST e per tutto il mondo degli industriali. L'ONU lo inserì nel ristretto gruppo di lavoro sul Digital Divide, ovvero la riduzione del divario tecnologico tra Occidente e il mondo più povero.
A Milano è morto a 82 anni Christian, il cantante nato e cresciuto a Palermo. I suoi grandi successi, Cara, Daniela, negli anni 80 era definito l'antagonista di Julio Iglesias per la sua voce calda e romantica. Adelaide Barbagallo. Modi eleganti, stile romantico, se ne va Christian, il cantante palermitano la cui voce fu definita la risposta italiana a Julio Iglesias. Calciatore prima, attore dopo, la sua grande passione è la musica. L'apice del successo arriva negli anni 80, prima con Daniela. Sei sempre tu che amo di più, Daniela. La nostra pausa subito dopo il calcio, vigilia di campionato per il Palermo e il Catania che prepara la seconda trasferta consecutiva. State con noi, vi aspetto. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che al Manuzzi contro il Cesena proverà a vincere per mantenere la vetta della classifica. Si ferma Ranocchia. Marco Gullà. A Cesena per mantenere il primato e sgassare verso una possibile prima fuga. Il Palermo ha archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia, domani si rituffa nelle acque del campionato. Al Manuzzi sfida contro il Cesena che ha gli stessi punti dei rosanero. Dall'infermeria però non arrivano buone notizie per Pippo Inzaghi, si ferma Ranocchia. Gli esami clinici strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, stabilendo tempi di recupero stimati tra i 14 e i 20 giorni. Il numero 10 sarà quindi costretto a saltare le prossime partite di campionato contro Cesena, Venezia e Spezia. Inzaghi sembra orientato a schierare Palumbo e Brunori sulla tre quarti. C'è ancora qualche dubbio, ma i due sembrano in vantaggio sull'Eduaron. Nessuna incertezza invece sulla punta. Al centro dell'attacco ci sarà Poyampalo. In difesa Pierozzi, Bani e Ceccaroni, anche se Peda spera in un posto da titolare dopo l'ottima performance a Udine. Il Cesena, allenato dall'ex Mignani, è formazione solida e caparbia. Domani fischio d'inizio alle 15. Neanche il tempo di disfare i trolli e recuperare le energie che il Catania è pronto a viaggiare nuovamente. Domenica trasferta insidiosa a Cerignola. Francesco Triolo. L'avversario probabilmente meno indicato da affrontare in questo momento è per giunta in trasferta. Il Catania, che vuole tornare quanto prima alla vittoria dopo 3 giornate senza, trova un Cerignola galvanizzato dal successo in rimonta alla Rechi di Salerno, uno dei campi più difficili e contro l'attuale prima in classifica. Ma i rossazzurri, soprattutto dopo la prestazione di Trapani, hanno confermato che possono competere nelle zone alte, come ha detto anche ieri sera Francesco Di Tacchio, ospite a Sì, sicuramente ci sentiamo pronti per stare nelle zone alte della classifica. E sappiamo di essere una squadra forte, per cui ogni partita dobbiamo andare, dobbiamo giocarla con la voglia di dominare l'avversario. Ecco. Il capitano si fa megafono dello spogliatoio, dove il rinnovo del contratto di Mimmo Toscano è considerato uno stimolo. Sicuramente il rinnovo del mister è stato un segnale forte e il gruppo l'ha percepito nel migliore dei modi, perché comunque sappiamo l'importanza del mister, quello che ci trasmette ogni giorno nel quotidiano, per cui siamo solo contenti di tutto ciò. Domenica pomeriggio c'è il Cerignola, appunto, e si lavora per affrontare la trasferta nel miglior modo possibile. Infine è stata designata la terna arbitrale per Cerignola Catania e appare quantomeno singolare che arbitro Stefano Striamo e supporto video Cristian Robilotto siano salernitani. E noi comunque ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.